Chiesa? Amém? C'è una Chiesa viva? Amém? Glória a Dio. Noi oggi stiamo festeggiando. C'è una festa nella terra, c'è una festa in questa Chiesa, ma c'è una festa nel cielo. Perché c'è una festa in cielo? Perché c'è una festa della obbedienza. È una festa perché un giorno il Signore ha chiamato qualcuno per parlare della sua parola, e questi qualcuno non hanno detto di no, hanno detto di sì, e quindi hanno obbedito la voce di Dio. Quindi c'è una festa. Io voglio iniziare questo culto chiedendo a voi di fare un grandissimo applauso a Dio, a Lui, degno di todo onore, di toda gloria, di tutta la nostra adorazione. A Lui, a quelli che ha obbedito la voce dello Spirito Santo, a quelli che ha dato udito alle parole di Dio, a Lui, a Lui, a Lui, all'unico degno di todo il nostro onore, di toda gloria, di toda lode, di toda nostra adorazione. Somente Lui, só Lui può cambiare, só Lui. C'è un versetto nel libro di Gio che in mezzo a tutte le tempestadi, tutto quello che Gio stava passando, che non era poco, quello che Gio stava passando, Gio dice: io so che il mio Redentore vive. E quando io guardo la pastora Andrea, quando io guardo il pastore Enrico, io vedo in loro questa parola di Gio. Io so che in tutti questi 4 anni loro, per tutto il giorno della sua vita, loro hanno guardato il cielo e hanno detto: io so che il mio Redentore vive. E io dico questo perché non solo in questi 4 anni, ma nella storia dell'ADM noi stiamo camminando insieme con la pastora Andrea, con il pastore Enrico, e abbiamo visto di tutto in questa Chiesa, visto di tutto, visto la Chiesa piena, la Chiesa vuota, la Chiesa che persone che escono, persone che escono, che arrivano. Ma una cosa io devo dire, io non ho mai visto mancare la fede nella pastora Andrea e neanche nel pastore Enrico. Quindi oggi noi vogliamo insieme fare una preghiera per questi due che hanno detto sì a chiamata dello Spirito Santo di Dio, la chiamata di Dio, quello che il Signore ha chiamato loro per fare. E oggi sono 4 anni che loro stanno sorridendo, no, sono più pianto che gioia, ma la gioia più grande che loro hanno è di pregare la parola di Dio, di portare la parola di Dio a ogni persona che è qua oggi. E se tante persone qua oggi è perché come loro hanno udito quello che loro hanno detto, hanno guardato la testimonianza della pastora Andrea, hanno guardato la testimonianza del pastore Enrico, perché l'Andrea e il pastore Enrico sono una testimonianza viva che Dio è Dio nella nostra vita, perché loro vivono ogni giorno i miracoli di Dio, e questa Chiesa è un miracolo di Dio. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo in questi momenti per questa Chiesa. Signore, in nome di Gesù, Padre, io vorrei, Signore, io voglio, Signore, ringraziarti in questi momenti. Io voglio, Signore, dirti grazie, Signore, grazie per la loro vita, grazie, Signore, perché tu hai scelto loro, Signore, Signore, per fare camminare, Signore, il tuo popolo, Signore. Dio, in nome di Gesù, Padre, Signore, questa Chiesa, Signore, ti è passato tante tempeste, Padre, ma in neanche una di questa tempesta, Signore,
Senhor. Senhor, loro hanno detto basta. No, Senhor, in ogni tempesta loro hanno detto gloria a Dio. Noi ci alziamo e noi proseguiamo. Noi ci alziamo più forte. Noi ci alziamo insieme al popolo. Noi ci alziamo perché il nostro Redentore vive. Il nostro Dio vive. E è questo Dio che è qua oggi. Il nostro Dio vive, il nostro Redentore vive, e per questo io voglio ringraziare in nome di Gesù per questi 4 anni. Io voglio ringraziare in nome di Gesù per la vita della pastora Andrea, do pastore Enrico. Io voglio ringraziare in nome di Gesù per questa chiesa che prosegue marchando e crendo che il nostro Redentore vive. Facciamo un altro applauso a Lui. Tu che sei libero, tu che credi nel sacrificio della croce, cantate insieme con me. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, ancora una volta. Ci dà, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, ancora una volta. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Le mura di Gerico, facciamo un applauso al Signore Gesù. Se tu senti un rumore, se tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. È il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Le mura di Gerico, le mura di Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Le mani alzate, testimonio della mia liberazione. Dichiari testimonio. Testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura.
Voglio sentire. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Tutta la chiesa. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia. Cadendo le mura, La vittoria Dio la vittoria ci dà. stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo. Le muraglie del peccato, la muraglia del vizio. Stanno cadendo. Stanno cadendo. Dio ci dà la vittoria. Stanno cadendo. Stanno cadendo. Stanno cadendo. Dio la vittoria. Dio la vittoria. Ci dà. Oh, stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Alleluia. Alleluia. Stanno cadendo la muraglia del peccato, la muraglia del vizio. Stanno cadendo. Lo stesso Dio che ha dato la vittoria a Giosuè nel 7° giorno Amen. è lo stesso oggi qui questa sera ti darà la vittoria. Amen. In nome di Amen. Amen. Applaudo il nome del Signore. Alleluia. Cantiamo insieme. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lava
ho una certezza da capo. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco. Lui era lì. Nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà. Ho una certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Io confido in Dio, Dio salva. lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvatore, lui non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido. E io confido, Ho cercato Dio, sempre Lui, ho cercato Dio, ho cercato Dio. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. e io confido in Dio, il mio Salvatore,
io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Cercato Dio, cercato Dio. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Lui non fallirà. E io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Lui non fallirà. E io confido Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Noi confidiamo nel tuo potere, Signore. Noi sappiamo che la tua fedeltà dura per sempre, è per sempre. Il tuo amore è per sempre, la tua bontà è per sempre. Noi crediamo, Signore, nel Dio che può fare. Noi crediamo nel Dio che è fedele. Noi crediamo nel nostro Salvatore Gesù. Noi vogliamo dichiarare la tua fedeltà questa sera. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce. I miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera. Io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, la tua grazia, la tua i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera. Io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità tua presenza mi conforta. So che sei il mio padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. Io
respiro, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, io vivrò solo. la tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, Io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Quanti oggi possono cantare la bontà del nostro Dio? Quanti possono celebrare la bontà del nostro Dio in questa serata? Io credo che ognuno di noi abbia grandi testimonianze da raccontare di quello che Dio ha già fatto nella vita di ognuno di voi, nelle nostre case. Amen. Amen. Stiamo per passare al momento della parola. Prima di questo, finché siamo in piedi, volevo ricevere e onorare i visitanti di questa sera. Sono con noi João, cugino di Suelen, lì dietro.
e Roberta, amica di Brenda qua davanti. Cosa può dire la Chiesa per riceverli? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso, se c'è qualcuno lì vicino che può dargli un abbraccio per riceverli. Amen. Il nostro desiderio, João, Roberta, è che questa sera voi possiate uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo, di questa presenza di Dio che ci sta facendo compagnia in questa serata. Amen. Potete sedervi? Amen. Se si possono accendere le luci, così vi vedo in faccia, per vedere se siete convinti del peccato. Amen. Oggi per noi è una giornata speciale, no? Come ha già detto la missionaria Sandra, oggi io e Andrea celebriamo, grazie mille, i 4 anni da quando Dio ci ha chiamato a essere pastori di questa chiesa. E sapete, in tutti questi anniversari fino a oggi abbiamo sempre chiamato un predicatore da fuori che venisse a portare una parola alla chiesa, no? Come reputiamo, no? Noi questa giornata molto importante per le nostre vite. Abbiamo sempre deciso nel culto, nell'adorarti che precedeva il 20 giugno, di chiamare un predicatore da fuori per far sì che portasse una parola nuova, una parola fresca alla sua chiesa. E anche quest'anno non è stato diverso, no? Già da più di un mese abbiamo cominciato a pensare, a pregare quale predicatore potremo chiamare il giorno dell'anniversario da quando siamo diventati pastori. Pensavamo a un nome, pregavamo per lui, ma Dio non confermava, pensavamo a un altro, Dio non confermava. Insomma, abbiamo pensato un po' a tutti i predicatori, pastori, nostri amici che conosciamo, ma Dio non ha confermato nessuno di loro fino alla settimana scorsa, quando Dio ci ha consegnato una parola da portare alla Chiesa. E quando ci ha consegnato questa parola abbiamo inteso che non aveva mai confermato un predicatore da fuori, perché Dio desiderava che oggi fossimo noi insieme a portare questa parola. E per me è un onore infinito poter predicare insieme a mia moglie. Ma mia moglie sempre dice che lei è un'apostola, no? Un ministero apostolico, e effettivamente ha un grande profilo apostolico, ma per me è una profeta di Dio. Io sempre le dico che per me il suo ministero è profetico, perché io vedo sempre questo in lei. Tutte le volte che qualcuno ha un sogno, no? Qualcosa, sempre glielo comunica l'Andrea interpreta, rivela il significato di quel sogno con estrema precisione. Sembra come Daniele, no? Quando un re, un governatore, no? Nella Persia, nella Babilonia aveva un qualche sogno, subito chiamavano Daniele per interpretare. Daniele sempre interpretava questo sogno, e per me l'Andrea ha questo carattere profetico, quindi per me oggi è un onore ancora maggiore poter predicare con il maestro e la profeta, no? Sembra il titolo di un film quasi. Io sento che ho un ministero di insegnamento, l'Andrea è un ministero profetico, è un ministero che io non concepisco, no? Perché nella mia razionalità di ministero, di maestro, quando l'Andrea mi dice secondo te questo sogno cosa vuol dire? Io non capisco niente, per me un sogno è un sogno, no? Dopo l'Andrea mi spiega, mi dà l'interpretazione di questo sogno, io non capisco come Dio fa ad agire nella sua vita attraverso questo ministero,
ma questo è quello che lei è per questa chiesa, e per questo lei, o anche per questo lei è una benedizione per la mia vita e per la vita di tutta la chiesa. E chi già ha avuto a che fare con questo ministero dell'Andrea, di come Dio la usa in questo modo, sono sicuro che può confermare. E quindi per me oggi è un grande onore poter portare questa parola insieme a lei. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nella lettera dell'Apostolo Paolo alla chiesa di Efeso, capitolo numero 3. Lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 20 e versetto 21, dicono così: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di ciò che noi domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo rileggere tutti insieme questi due versetti con forza, con gioia, credendo profeticamente in queste parole che l'Apostolo Paolo scrive in questa lettera. Leggiamo insieme a alta voce: ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che noi domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti chiediamo grazia e unzione questa sera affinché il tuo Spirito Santo possa parlare e ministrare ai nostri cuori qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo e qualcosa di vero per le nostre vite. Padre, noi chiediamo che attraverso l'azione del tuo Spirito questa sera, Signore, qualcosa di sovrannaturale possa avvenire nei nostri cuori, che possiamo uscire di qua diversi da come siamo entrati, più convinti, Signore, di ciò che tu vuoi fare nelle nostre vite e di chi tu sei per noi. Che nel nome di Gesù, Signore, questa sera mura possano cascare nelle nostre vite, che questa sera cuori possano essere rotti e aperti, Signore, davanti alla tua parola, e che per mezzo dello Spirito che abita in noi possiamo uscire di qua pronti per affrontare questo mondo, per fare la tua opera, affinché a te sia data tutta la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, in questa era e in quella a venire. Amen. Amen. Questa parola dell'Apostolo Paolo arriva alla fine di una preghiera che Paolo scrive alla lettera di Efeso. Qua nel capitolo 3 noi vediamo i primi versetti, ci parlano di una preghiera che Paolo sta facendo per gli Efesini. E alla fine di questa preghiera Paolo dice così: a colui che può fare infinitamente di più nelle vostre vite, a lui sia data la gloria nella Chiesa. Ho meditato a lungo in questi giorni su cosa volesse dire questa parola: a lui sia data la gloria nella Chiesa. Perché se ci pensiamo, noi non abbiamo la gloria, no? Non penso che nessuno di noi sia il padrone della gloria. Solo Dio ha la gloria. Lui è gloria. Il profeta Ezechiele ci dice nel suo libro, al capitolo 1, che ha una visione della gloria di Dio. Lui alza gli occhi e vede un trono brillante come una pietra di zaffiro, e su questo trono c'era un uomo, e questo uomo dai fianchi in su era coperto da una luce metallica, di un fuoco, e poi dai fianchi in giù anche lì era coperto di un fuoco e di una luce splendente come quella di un arcobaleno. E questa era la visione della gloria di Dio, una gloria così grande che Ezechiele dice non riuscì a rimanere in piedi, ma cadde con la faccia in terra davanti alla visione della gloria di Dio. Noi umani non abbiamo gloria da dare a Dio. E allora che cosa significa che a Lui sia data la gloria nella Chiesa? Quando Paolo ci dice questo, significa semplicemente che noi come Chiesa dobbiamo riconoscere la gloria che Dio ha. Dobbiamo riconoscere chi Lui è.
Dobbiamo riconoscere che senza di Lui noi non potremo niente. Dobbiamo riconoscere che tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo viene da Lui, perché a Lui è la gloria e a Lui va ogni gloria. Noi non abbiamo gloria da dargli, l'unica cosa che possiamo fare è riconoscere la gloria che Lui stesso ha. E noi questa sera, in questa serata di ringraziamento, di celebrazione, vogliamo dare a Dio questa gloria. Vogliamo riconoscere a Lui questa gloria. In questi versetti Paolo ci dice delle parole che devono risuonare, devono fare eco dentro i nostri cuori. Lui può fare infinitamente di più nelle nostre vite. Sei convinto di questo? Dio può fare infinitamente di più nella tua vita. Infinitamente più di cosa? Infinitamente più di tutto. Infinitamente più di tutto. C'è una storia nella Bibbia, è la storia di Abramo, di Sara, ve la ricordate? Dio fece una promessa ad Abramo e gli disse: Abramo, io ti farò diventare padre di moltitudini. E Abramo crede in questa promessa e gli anni passano, ma Abramo non ha figli perché sua moglie è sterile. E Dio continua a rinnovare queste promesse fino a un certo punto in cui Dio dice: Abramo, io ti farò diventare padre di moltitudini. Sapete cosa fa Abramo? Si mette a ridere davanti alle parole di Dio e dice: Dio, non prendiamoci in giro, no? Io ho 100 anni, mia moglie prima di tutto è sterile e seconda cosa ha già 90 anni, non può avere figli. Abramo stava vivendo una realtà in cui niente di tutto quello che Dio gli aveva detto poteva succedere. Ma volete sapere una cosa? Dio può fare molto di più della realtà in cui stai vivendo, nella realtà in cui stai vivendo. Oggi io e l'Andrea siamo pastori di questa chiesa, ma alcuni di voi sanno la prima volta che ho ricevuto una profezia che sarei diventato pastore. È stato il primo culto in cui ho partecipato, ancora in gennaio, mi sembra febbraio del 2010. La chiesa era piena di persone, ma una predicatrice in mezzo a tutte quelle persone ha chiamato me a venire davanti. Io non parlavo una parola di portoghese, non capivo il portoghese, il culto era tutto in portoghese, non c'era traduzione. Io sono andato davanti, un po' invergognato da tutta questa situazione, non avevo nessuna voglia di uscire davanti a tutta la chiesa. E questa persona ha cominciato a ministrare nella mia vita, profetizzando che un giorno sarei diventato pastore. Questo può sembrare normale se non sappiamo che io a quel tempo ero una persona completamente immersa nelle passioni del mondo. Io ero una persona che fumava tutto quello che si può fumare e fumava tanto. Ero una persona che beveva tutto quello che si può bere e bevevo tanto. Io ero l'ultima persona ad alzarmi da un tavolo se c'era qualcosa da bere, perché finché c'era qualcosa io continuavo a bere. Ero sicuramente in quella chiesa la persona più improbabile a ricevere una profezia come questa. La realtà che io stavo vivendo era come la realtà che stava vivendo Abramo quel giorno in cui Dio gli ha detto: io ti farò diventare padre di moltitudini. Dio, è impossibile che io diventerò padre di moltitudini. Ho 100 anni, mia moglie 90. Allo stesso modo io avrei potuto rispondere questo: Dio, io diventare un pastore, ma non ne ho proprio intenzione. Io bestemmio, io non voglio saperne niente di Dio, io sono ateo, come posso diventare pastore? Eppure in mezzo a una realtà che diceva tutto il contrario, Dio ha potuto fare infinitamente di più. Non so se conoscete la storia di come l'Andrea è stata chiamata per la prima volta al ministero. Vuoi raccontarcela? Non ci abbiamo provato. Questo qua che stiamo facendo oggi è un miracolo di Dio. Voglio dirvi una cosa, che noi siamo completamente diversi dagli altri, cresciuti in modi totalmente diversi dagli altri. Mentre io abitavo in una villetta molto
piccola con 8 fratelli, eravamo molto poveri. Enrico conosceva tutto il mondo, 20 paesi, 30 paesi, viaggiava il mondo, studiava, aveva tutto quello che poteva avere. Siamo completamente diversi, i suoi genitori completamente diversi. I miei sono figli di pastori molto rigidi. Quando a prima volta che ho messo un pantalone così, pensavo che Dio mi avrebbe fulminato dal cielo. E ho ricevuto una profezia quando io avevo 5 anni di età, 6, 7, non mi ricordo bene, ma Dio mi avrebbe portato alle nazioni. E io sono rimasta con quella profezia nella mia mente. E sai quando ho capito questa profezia? Perché era una cosa che non mi gioiva nel cuore, perché io non volevo. Io amo la chiesa, io amo stare nella chiesa, eu amo vedere persone che crescono nella chiesa, eu amo vedere persone che prendono il suo ministero e sono rialzati, sono innalzati, che diventano pastori, che diventano evangelisti, che diventano missionari. Eu amo questo, eu amo la comunione della chiesa. Io non volevo che Dio mi portasse in tutti i luoghi dove io non potevo avere questa unità con la chiesa. Eu mi faceva il cuore così rattristire, perché io pensavo: Dio, ma tu hai fatto una promessa per me, e se tu hai fatto una promessa tu compirai quello che hai fatto. Ma io non sento nel mio cuore, fino a che la sorella Goya ha fatto quel ballo nel giorno del mio compleanno. Io ho capito che il Signore non avrebbe portato alle nazioni, ma il Signore mi avrebbe portato le nazioni. E quando io guardo quel quadro lì con 8 orologi, adesso abbiamo 9, abbiamo una sorella cubana, fa così, sorella, amém? Abbiamo oltrepassato quella riga lì, guarda, è un tempo profetico, è un tempo in cui Dio sta dicendo: io farò oltrepassare i vostri limiti, io farò infinitamente di più. E oggi noi siamo qua, persone completamente diverse, persone completamente improbabili. Non avevo soldi per andare nella città vicina, ma io sono in Italia oggi. Io sono in Italia a compiere il volere del Signore, non so come. Il percorso mio è stato un percorso molto difficile, ma Dio mi stava preparando per questo momento. Dio mi stava preparando per guadagnare il mio marito, perché se non avessi vissuto tutto quello che avrei vissuto, io non sarei riuscita ad arrivare a Lui e predicare il Vangelo con molta veemência, con molta veemência. Non ho fatto penare questo ragazzo, ma perché io avevo avuto un vissuto molto difficile, perché era la volontà del Signore. E quindi quando noi predichiamo che Dio può fare infinitamente di più, questo oggi, noi essere qui a predicare insieme, persone così diverse, persone che sono state cresciute in un modo completamente diverso, persone che hanno vissuto cose che l'altro. Io chiedo a lui di portarmi in Grecia, sono già andato, portami in cosa, sono già andato, io sono andato in Italia, Brasile, ma Dio voleva questo. E sai come? Non è stato facile, vero vida? Non è stato facile allontanare le nostre differenze, cambiare, unirci, ma per questo oggi noi siamo uni in Cristo. Oggi noi possiamo dichiarare che non è la differenza nostra che dominerà la promessa che Dio ha per noi, ma l'unione in Cristo Gesù. Noi possiamo essere molto diversi uno dagli altri, come voi siete molto diversi da me, io sono molto diversa da voi, ma noi insieme siamo uni in Cristo. Insieme siamo una chiesa che romperà e che vivrà infinitamente di più di quello che Dio ha per noi. Io non lo so qual è la realtà che tu stai vivendo oggi nella tua vita, però la parola di Dio e queste testimonianze di questi 4 anni possono lasciarti la certezza che Dio può fare infinitamente di più nella realtà in cui tu stai vivendo. Non lasciare che le situazioni che tu vivi oggi, non lasciare che l'ambiente in cui tu vivi oggi, non lasciare che la vita che tu vivi oggi possa porre fine al piano che Dio ha per te.
tu non sai ciò che Dio può fare nella tua vita. Molto più di quello che tu domandi, molto più di quello che tu pensi. Dio può fare infinitamente più della realtà in cui oggi tu stai vivendo. Credi in questa parola? Amen. Ma non è solo la realtà in cui viviamo ciò in cui Dio può agire. Io credo che molti di noi hanno già fatto piani nelle loro vite, no? Tutti quanti noi facciamo piani, facciamo progetti, soprattutto i brasiliani che dicono: io andrò in Italia e là in Italia farò questo, farò quello, farò... Ho visto un video l'altro giorno su Instagram in cui c'era un ragazzo che diceva: come penso la mia vita in Italia, no? Tutto Ferrari, tutto quanto. E dopo invece com'è la mia vita in Italia, lui lì che sta facendo pulizie in una casa, no? Ognuno di noi fa piani nella nostra vita. Ma sapete una cosa? I piani di Dio sono più alti dei nostri. Isaia 55 ci dice che le sue vie, i suoi cammini, i suoi pensieri sono molto più alti dei nostri, sono infinitamente più alti dei nostri. Noi possiamo fare un piano, noi possiamo prendere una direzione, ma quella di Dio può essere molto più grande di quella che tu stai pensando di prendere oggi. Non porre limiti ai piani che Dio ha per la tua vita. Non porre limiti ai progetti che Dio ha per la tua vita. Mi ricordo quando siamo diventati pastori della chiesa, già dalla seconda settimana abbiamo cominciato una campagna con la chiesa. Forse chi era qua a quel tempo, no? 4 anni fa, se lo ricorderà. La campagna di Neemia. Era una campagna fatta per riuscire a prendere un locale per la chiesa. Soltanto che il nostro piano era molto più piccolo del piano che Dio aveva per noi. Vuoi raccontarci questa testimonianza come solo tu sai raccontare? Amen. Mi fa ridere perché, sai perché? Perché oggi noi raccontiamo così 52 giorni, ma sono stati i 52 giorni più difficili della nostra vita. Io piangevo giorno e notte. 52 giorni di sofferenza, soprattutto per me, con lei che piangeva giorno e notte. Io piangevo: Signore, dacci la vittoria, Signore, aiutaci. Io dicevo: Signore, perché siamo stati così pazzi di fare questo voto? Perché abbiamo cominciato già con questa cosa, Signore. Allora, se il Signore non compie questo, non ci crederanno che il Signore ci ha scelti. Sono tutte queste cose che passavano nella mia mente. Quanti c'erano quella volta? La Sonia, la Marinei, la Rosalina... Edilson, voglio dire una cosa: siete tutti pazzi. Siete tutti pazzi. Pazzi perché avete dato ascolto a questo. E come uni in Cristo noi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Questo davanti alle persone era pazzia. Una persona ci ha chiesto: ma perché avete detto questo pubblicamente? Potevate farlo di nascosto. Perché Dio voleva che ognuno di noi capisse che il miracolo e il sovrannaturale succede. E non potete capire quanto sovrannaturale è successo perché noi entrassimo in questo posto. Non potete capirlo. Dio ha nascosto questo posto. Dio ha nascosto, è stato messo su internet, ma il numero è sbagliato. Il numero era sbagliato. Dio ha nascosto questo luogo. Noi chiamavamo e non ci riuscivamo a trovarlo. Quando siamo passati qua davanti, ho detto: ecco i capannoni che io voglio, Enrico. Enrico si è fermato qua davanti ai portoni. Io guardavo il parcheggio, dicevo: immagino la gente che entra, la chiesa. Enrico mi diceva: questo capannone costerà almeno 4.000 euro. E lui io sono l'emozionale, lui è quello razionale. Lui cerca sempre di farmi ragionare, perché noi brasiliani siamo molto più emozionali do che razionali. Lui mi diceva: ma io ho detto: provaci almeno, non possiamo uscire da qua senza provare. E lui ha fatto il giro, ha chiesto il numero, ha chiesto a qualcuno se c'era il numero, e il numero, hanno detto: c'è là all'incrocio, c'è una carta, c'è un foglio che il capo ha messo là. E quando Enrico è andato a vedere, l'erba era cresciuta e era nascosto il foglio. Era nascosto il foglio che c'era lì. E il foglio era piegato così, Dio nascondendo questo luogo. Oggi voi guardate questo luogo così, ma non capite come siamo arrivati qua.
quanto freddo abbiamo passato, come era brutto questo posto, come era diverso questo posto. E il Signore continuava a nascondere. Noi avevamo messo un limite per quanto volevamo spendere, perché non avevamo tanti soldi. E Enrico ha detto così, cioè questo qua è fuori dal nostro limite. Quando Enrico ha chiamato quel Signore, lui ha detto così: guarda, è da 1 anno che io ho messo questo posto in affitto, ma nessuno mi ha mai chiamato. Dio nascondendo, nessuno mi ha mai chiamato. E dopo 1 anno Enrico è riuscito a prendere il numero, ha chiamato. E lui ha detto: sono in ferie. Lui ha detto: puoi tornare. Lui si è arrabbiato: ma vuoi che torni nelle ferie per farti vedere un capannone? Perché eravamo disperati, mancavano 2 settimane, noi dovevamo correre, era in mezzo alla pandemia. Ogni buco che c'era noi facevamo un pranzo per adunare i soldi, perché noi stavamo cercando qualcosa che non avevamo neanche soldi per pagare. Ma Dio ha fatto infinitamente di più. Oggi tu guardi queste mura, sono passati 4 anni. Eu non immaginavo che Dio avrebbe fatto che questo luogo sarebbe diventato così. Dio ha fatto miracoli grandissimi in questo luogo. C'è l'unica chiesa che c'è in questa zona, in questa parte qua è una chiesa di africani e è proprio qua sotto. Questo non è coincidenza, fratelli. Questo è stato provvigione del Signore. Il Signore ha nascosto, il Signore ha provveduto per questa chiesa. Tu oggi fai parte di un miracolo del Signore. Tu fai parte di una storia di cui noi abbiamo vissuto il sovrannaturale di Dio. Alla fine non ci mancavano 1000 e qualcosa di euro. È venuta una sorella e ha detto così: guarda, è da 1 anno. Ti ricordi, Catinha? Io e la Catinha e Enrico eravamo seduti sul tavolo di casa mia a contare i soldi. Cioè, pensando, né? Se contiamo più volte, forse continuano a aumentare, ma non aumentavano. Mancava 1.300 euro. E il capo del capannone ha detto una cosa specifica di Enrico: io non ho nessun problema ad affittare una chiesa. L'unica cosa che voglio è che mi pagate. E Enrico ha detto: se arrivo là e dico che non ho i soldi per pagare, lui non ci darà. Perché lui aveva avuto tanti problemi con le persone che erano qua prima. E noi eravamo disperati, io e la Catinha guardavamo Enrico e è arrivato questa sorella e ha detto: pastore, posso una busta che voglio dare un'offerta? Questa sorella ci ha dato la busta, abbiamo preso la busta, l'ha messo qua, noi abbiamo visto che la busta era alta così. Io e Enrico e la Catinha ci siamo guardati, facendo finta di essere tranquilli, cosa normale, non abbiamo bisogno di questi soldi. Ci è venuta una gioia così. Allora lei è andata via. Io e Enrico e la Catinha siamo guardati: contiamo. E abbiamo cominciato a contare i soldi. A contare i soldi, erano i soldi giusti che Dio stava preparando. Allora ti dico una cosa: 1 anno prima, il capo del capannone ha messo questo capannone in affitto. Nessuno lo chiamava. Perché? Perché il prezzo era troppo alto ancora perché noi riuscissimo a pagare. E quindi questo uomo disperato ha cominciato a abbassare l'affitto. Finché non è arrivato nella cifra in cui noi volevamo. 1 anno prima questa sorella, che non riusciva a venire in chiesa da 1 anno, ha cominciato a mettere la sua offerta ogni mese dentro la busta. Questo non è un caso, questo è sovrannaturale di Dio. Questo non è un caso, questa è la storia di questa chiesa. È Dio dicendo: voi avete messo la vostra fede, io metto la provvigione. Voi avete messo il vostro nome, perché ho detto che tutti siete pazzi, perché oggi stavamo parlando con la Rose che quando Mosè ha chiamato quel popolo, dice al popolo di marciare, e il popolo è andato, perché ti immagini marciare in mezzo a 2 colonne di acqua. Dire al popolo di marciare, loro hanno cominciato a marciare. E oggi noi vogliamo ringraziare anche a quelle persone che c'erano, a quelle persone che erano con noi, che hanno fatto la pazzia di credere e hanno unito la loro mani alle nostre mani
perché il miracolo del Signore succedesse. Perché eravamo disperati veramente. Noi facevamo di tutto, vendevamo di tutto, ma c'era una chiesa insieme a noi, perché da soli non ne avremmo mai fatti. Noi abbiamo usato la nostra pazzia per il regno di Dio insieme, e noi abbiamo marciato contro le muraglie che forse erano troppo grandi per noi, era improbabile in mezzo a una pandemia, ma il Signore ci ha donato e ci ha regalato, perché il Signore è fatto. E i nostri pensieri erano piccoli. I nostri pensieri, Signore, dacci un qualcosa, ma Dio ci aveva qualcosa di grandioso, Dio ci aveva qualcosa di meraviglioso, Dio aveva un miracolo. Non è stato facile, non è stato facile. In quei 2 mesi io ho cresciuto più di tutta la mia vita ministeriale, ma io ringrazio Dio che mi ha fatto vedere la potenza del suo nome. Amen. In Luca al capitolo 17 c'è una guarigione miracolosa che ha fatto Gesù. C'erano 10 lebbrosi che sono andati da lui e Gesù ha curato tutti i 10 lebbrosi. Soltanto che questa guarigione è diversa da tutte le altre guarigioni che Gesù ha operato. Se vi ricordate, Gesù ha fatto questa cura e ha mandato i lebbrosi dal sacerdote al tempio per essere purificati. Solo che i lebbrosi ancora non potevano vedere la guarigione. La guarigione è avvenuta solo successivamente, finché stavano andando verso il tempio. I lebbrosi non vedevano la loro cura, ma Gesù ha potuto fare infinitamente di più. Noi a volte non vediamo le cose con i nostri occhi, ma anche in ciò che non vediamo, Dio sta facendo infinitamente di più. Noi quel giorno non vedevamo i soldi per poter pagare questo capannone, ma Dio stava già lavorando per fare infinitamente di più. In Isaia 43 Dio dice così: io sono il Dio che ho aperto una strada in mezzo al Mar Rosso. Non vedete? Sto facendo una cosa nuova in mezzo a voi. Io aprirò una strada nel deserto, io farò scorrere fiumi in mezzo alla steppa. Ci sono cose che ancora noi non possiamo vedere, ma se abbiamo la fede, Dio potrà fare infinitamente di più anche in mezzo a ciò che oggi noi non vediamo. Forse oggi tu non vedi la soluzione a una situazione che c'è all'interno della tua casa, ma se tu hai fede, Dio può fare infinitamente di più in mezzo a quello che tu oggi non puoi vedere. Forse oggi tu non vedi la soluzione a un problema che hai all'interno della tua vita, a un problema di vizio, a un problema di peccato, a un problema di depressione, a un problema di ansietà, ma anche se oggi non riesci a vedere la soluzione, se hai fede, Dio può fare infinitamente di più. Così come quei 10 lebbrosi hanno avuto fede e anche se non lo vedevano, tornando verso il Tempio, hanno ricevuto una cura miracolosa da parte di Gesù, che anche in mezzo a ciò che non vedevano ha potuto fare infinitamente di più nelle loro vite. Non basarti solo su quello che tu oggi puoi vedere. Se tu hai fede, tu potrai vedere l'infinitamente di più domani. La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che oggi tu non riesci a vedere. Ma se hai fede, quelle realtà un giorno arriveranno. Se hai fede, Dio può fare l'infinitamente di più nella tua vita, così come ha fatto l'infinitamente di più in mezzo a questa chiesa, così come ha fatto l'infinitamente di più già in mezzo a tanti matrimoni di questa chiesa, già nel cuore di tante persone di questa chiesa. Abbiamo già ricevuto testimonianze di guarigioni, abbiamo già ricevuto testimonianze di riconciliazioni, abbiamo già ricevuto tante testimonianze di cose che persone non potevano né vedere né immaginare né domandare, ma che con fede hanno potuto vedere l'infinitamente di più che Dio aveva preparato per loro. Amen. Io non so quale situazione tu stai passando e per la quale oggi tu non riesci a vedere una soluzione. Forse è un problema economico, forse è un problema nella tua famiglia, con i figli, con i genitori, forse è un problema sul posto di lavoro. Io non lo so quale situazione stai passando che oggi tu non riesci a vedere una soluzione, ma la parola di Dio e le testimonianze che questa Chiesa offre ti invitano ad avere fede, perché quando abbiamo fede noi possiamo sperare nell'infinitamente di più di Dio nella vita di ognuno di noi. Amen.
abbi fede, perché l'infinitamente di più di Dio può manifestarsi nella tua vita, può manifestarsi nella tua casa. Io credo questo nel nome di Gesù. Abbiamo già vissuto questo, ancora vivremo questo, e sono convinto che molti qua, attraverso la loro fede, potranno sperimentare l'infinitamente più di Dio. Amen. Ma non è soltanto infinitamente più di ciò che noi vediamo, infinitamente più di ciò che noi pianifichiamo. Dio può fare infinitamente più anche di ciò che noi sentiamo. Quanti qua hanno già sentito di testimonianze, di cose grandiose, ma non hanno mai vissuto queste cose nella loro vita? Vi è già successo? Io ho già sentito testimonianze di cure miracolose, di persone che vomitavano il cancro, di cose veramente quasi fantascientifiche, ma non ho mai vissuto tante di queste cose. C'è un personaggio della parola di Dio, Natanaele, che ha vissuto una situazione simile. Vi ricordate quando Natanaele per la prima volta ha incontrato Gesù? Natanaele va verso Gesù e Gesù gli dice: eccolo qua, finalmente ho trovato un vero israelita nel quale non c'è falsità. E Natanaele gli dice: ma come fai a conoscermi? Come fai a sapere tutto questo di me? E Gesù gli risponde: Natanaele, io in realtà ti avevo già visto quando tu eri là seduto sotto il fico. E Natanaele gli dice: ma allora è vero, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, tu sei il Messia che stiamo aspettando. E Gesù gli risponde: ma solo per quello che hai sentito, solo perché ti ho detto queste cose, tu credi che sono il figlio di Dio? Sai una cosa? In realtà io ho da farti vedere infinitamente più di quello che tu hai sentito. Tu vedrai gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. E ci sono tante testimonianze in questa chiesa di cose che abbiamo sentito, ma nel quale noi abbiamo potuto vedere infinitamente di più. Mi ricordo un giorno, proprio prima di un culto, in cui una persona è venuta da me e mi aveva detto: io non riesco più a vedere il sovrannaturale di Dio, io non riesco più a vedere i miracoli di Dio, io non riesco più a vedere queste grandi cose che Dio fa. Sapete, quelle parole di questa persona mi avevano messo tanta tristezza nel cuore quella sera. Dopodiché è cominciato il culto, c'è stata la lode, l'Andrea ha predicato. Alla fine della predica abbiamo fatto una preghiera e in quella sera 7 persone sono venute qua davanti consegnando la loro vita a Gesù. Tra queste persone ce ne sono molte che oggi sono qua in mezzo a noi. Dopo poche settimane c'è stato un altro appello uguale a questo e altre 7 persone hanno consegnato o si sono riconciliate con Gesù. E dopo di questo, di queste 14 persone, 11 si sono battezzate proprio un mese fa. E sapete, il sovrannaturale di Dio non è finito. Alla fine di quest'estate noi avremo altri battesimi. Ci sono già persone che hanno deciso di consegnare la loro vita a Gesù, che hanno deciso di immergersi nelle acque del battesimo. E noi possiamo continuare a vedere il sovrannaturale di Dio nelle nostre vite. E io non lo so se forse tu nella tua vita hai sentito qualcosa che ti ha buttato giù di morale. Forse hai sentito qualcosa che ha buttato giù il tuo spirito. Ma la parola di oggi, in questa parola Dio ti dice: io posso fare nella tua vita infinitamente più di ciò che tu hai sentito, infinitamente più di quello che ti hanno detto, infinitamente più di quello che hai provato. Non c'è niente che è impossibile al nostro Dio. Non c'è niente che è impossibile al Re dei Re. Ogni potenza, ogni potestà, tutto è sottomesso a Lui. Lui è Signore sopra ogni cosa e per sempre regnerà.
ogni lingua confesserà e ogni ginocchio si piegherà davanti a colui che ha il nome al di sopra di ogni altro nome, Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore. Amen. Possiamo glorificare Dio per questo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, a Lui sia la gloria nella Chiesa. Riconosciamo che Lui è potente per fare questo, riconosciamo che Lui è potente per fare infinitamente di più nella vita di tutti quanti noi. Mi piacciono questi versetti che abbiamo letto all'inizio. Ora colui che può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Mi piacciono perché sono alla fine di una preghiera. Perché Paolo in quella preghiera sta dicendo: Efesini, io prego per voi che Dio vi fortifichi, io prego per voi che Dio faccia questo, io prego per voi che Dio faccia questo. Ma sapete una cosa? Tutto quello che io vi sto dicendo adesso, tutto quello che io chiedo per voi non è assolutamente niente, perché Dio può fare molto, molto, molto di più di quello che io oggi sto domandando per voi. Dio può fare infinitamente di più della preghiera che io oggi sto facendo per voi. Non lo so qual è la preghiera che tu fai ogni sera prima di dormire, non so qual è la preghiera che tu rivolgi a Dio nel tuo segreto, quella per la quale magari tu piangi, quella per la quale il tuo cuore si rompe, ma ti assicuro una cosa: Dio può fare infinitamente più di quello che tu chiedi, infinitamente di più di quello che tu domandi, infinitamente di più di quello che tu pianifichi, infinitamente di più di quello che tu vivi, infinitamente di più. Dio può fare infinitamente di più. Amen. Ma c'è una rivelazione finale in questo versetto: che Dio non si muove casualmente. C'è un modo in cui Dio agisce e c'è un modo in cui Lui può fare infinitamente di più. Sai, mentre Enrico stava parlando qua, mi sono ricordato una cosa. Sai quelle preghiere che tu fai, che tu semini, che tu piangi tanto? Sai, ogni anno, nel periodo dei 52 giorni, ogni anno, chi è qua può testimoniare, ogni anno, nel periodo dei 52 giorni, Dio compie miracoli in questa chiesa. Ogni anno, in quel periodo dei 52 giorni che noi abbiamo seminato con lacrime, Dio fa cose in questa chiesa. L'anno scorso Lui ci ha dato la possibilità di fare il pavimento e il tetto, e era esattamente dentro i 52 giorni. Abbiamo seminato con lacrime. E forse oggi tu stai seminando con lacrime e tu pensi: non ho ancora ricevuto, arriverà. Dio è un Dio fedele, abbiamo cantato, e Dio ogni anno ci fa vedere quel miracolo, perché abbiamo pianto tanto per quello che noi volevamo chiedere al Signore. Noi abbiamo chiesto tanto, abbiamo pianto tanto, abbiamo seminato con lacrime, e il Signore ogni anno fa vedere la sua gloria, la sua gioia, la sua allegria nella sua chiesa. E quest'anno non avevo piani di fare niente, non avevo niente di qualcosa di grande da fare, e sarebbe l'anno in cui non abbiamo fatto niente. Ma oggi, questo pomeriggio, qui in questa chiesa, poi ho chiamato Enrico e Dio mi ha dato qualcosa di nuovo da fare, una struttura nuova, qualcosa che cambierà la chiesa, qualcosa che sarà un nuovo inizio per un progetto che noi abbiamo in questa chiesa. E questo cambierà tante cose nella chiesa. Ho chiamato Enrico e ho detto: wow, Enrico, sono entusiasta. E poi adesso il Signore mi ha fatto ricordare: guarda, avete seminato in quei 52 giorni, e ogni anno in quei 52 giorni o voi fate qualcosa che non avete soldi per farlo in quei 52 giorni, il Signore vi dà la possibilità di fare. Forse tu stai seminando con lacrime, forse tu hai seminato con lacrime, e il versetto dice così: Enrico è quello che segna tutto, io sono quella che non segna niente. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi. Lui che può, mediante la potenza che abita in noi, che opera in noi e tramite noi.
Forse tu dici, io non ce la faccio ad avere questa fede. Forse tu dici, non so come superare questo momento. Dio dice che tramite l'opera che opera in voi, Lui può fare infinitamente di più. Lui può fare infinitamente di più. Questa chiesa è partita con 800 persone. Quando io sono arrivata in chiesa, il primo culto che sono arrivata era il culto, era il congresso dei giovani. E solo sul pulpito a cantare c'erano più di 100 giovani. Più di 100 giovani. Questa chiesa è partita. Noi siamo i remanescenti di qualcosa che Dio ha cominciato 20 anni fa. Qualcosa di straordinario. Ma sai perché noi siamo oggi in numero minore? Perché Dio aveva un proposito con la nazione, con le nazioni e con questa nazione. Noi facevamo il culto in brasiliano, cantavamo in brasiliano, ci divertivamo in brasiliano, facevamo festa in brasiliano e andava tutto bene. Finché un giorno in questa Italia è arrivata una crisi così grande, in cui 70% della chiesa è andata via. 70%. C'era l'eco dentro la chiesa. Da una chiesa piena, siamo rimasti in pochissimi, c'era l'eco dentro la chiesa. E forse in quel tempo noi guardavamo e pensavamo, Dio non sta operando più. Ah, Dio non sta facendo. Forse tu guardi a tuo fianco e dici, guarda, c'è un posto vuoto a fianco a me. Ma io sento in questo tempo che Dio sta operando qualcosa di straordinario. Io sento in questo tempo che Dio sta facendo una transizione. Io sento in questo tempo che Dio sta facendo un cambiamento. I cambiamenti gerano sofferenza. Quel giorno noi abbiamo passato per un tempo di sofferenza, perché al momento in cui c'era tutto, sono arrivato, c'era solo nel gruppo della Lode che cantavano, c'erano 10 persone. E sabe chi è stato messo come leader della Lode? Io, che sapevo 4 note nella tastiera. Avevamo un'abbondanza così grande e in pochi mesi siamo rimasti con pochissimi, tu ricordi, vero? Siamo rimasti con pochissime persone. Tutti, io devo andare in Brasile, non ce la faccio più stare qua, ho cominciato. Ed è una chiesa piena. C'erano l'eco dentro la chiesa. E Dio mi ha chiamato in quel tempo per fare la leader della Lode. Eu não sapevo niente. Ma Dio stava facendo un tempo di transizione. Avevo tanta paura, ma Dio stava facendo un tempo di transizione. Forse tu guardi e dici, mio Dio, che cosa sta succedendo? Dio sta facendo un tempo di transizione e le cose nuove noi non siamo abituati. Noi non siamo abituati alle cose nuove, forse il nostro cuore rifiuta le cose nuove, ma Dio farà una cosa grande. Aspettate e vedrete ciò che Dio farà. E tu fai parte di questa storia. Forse tu pensi, sono arrivato qua, sono seduto qua, Dio mi ha inviato qua. Non sono nessuno. Non potete immaginare i piani che Dio ha per voi. I piani che Dio ha per voi sono più alti di quello che voi potete immaginare o pensare. Dio agirà tramite la vostra vita infinitamente di più di quello che voi pensate. Dio farà tramite la vostra vita infinitamente di più di quello che voi pensate. Allora cominciate a guardare con gli occhi della fede. Guarda vicino a te. Metti la mano vicino a te. Metti la mano su quella sedia che c'è vicino a te. Dice, Dio mi userà. Dichiara, Dio mi userà. E io porterò nazioni in questa chiesa. Dio mi userà. Io porterò la mia famiglia in questa chiesa. Dio mi userà. E noi insieme cambieremo la storia di questa città. Dio mi userà e farà infinitamente di più di quello che io penso. Le transizioni ci mettono paura. E noi stiamo vivendo un tempo di transizione. Il Signore ha messo una parte così grande nel mio cuore. Il Signore ha messo una parte così grande che io non posso capire, perché io sono quello che mi preoccupo.
E il Signore mi ha messo una pace così grande per questo tempo. Perché Dio è nel controllo di ogni cosa. Dio è nel controllo di ogni cosa. Dio sta facendo una cosa nuova. Dio sta dando piani che a volte diciamo, mamma mia, come faremo a fare con che questi piani arrivano? Ma Dio ci dà la grazia. Forse sei tu che farà con che questi piani entrino in azione dentro questa chiesa. E più tu sei toccato dal nemico, più tu sei attaccato al nemico, più è grande la promessa del Signore nella tua vita. Il nemico non vuole fermare nessuno a cui lui non ha una promessa. Il nemico non combatte contro la tua vita se non sa che Dio ha un piano e che tramite la tua vita tu riscatterai nazioni, persone e vite. Il nemico non si alzerà contro la tua vita. Io vedo e sento persone dicendo, oh, il nemico si sta alzando contro la mia vita. E io penso, wow, Dio ha un piano grandioso con questa persona. E questo non mi fa che confermare il piano del Signore. A volte la persona fala, non ce la faccio più, io voglio mollare, io voglio lasciare. E il Signore parla nel mio cuore, è un piano grande. È un piano grande, sto creando una struttura grande. Sto creando una struttura grande. Perché quello che verrà, lui ha bisogno di avere una fortezza grande, una fortezza potente. Giovedì, Dio ha parlato questo nel mio cuore. Grace, Dio ha un piano grande. Dio ha un piano grande. Dio ha un piano grande. Gli attacchi sono tanti. A volte che ci rattristano il cuore. Ma i piani di Dio sono più alti dei nostri. E Dio ci sta creando in noi una struttura di coloro che quando Gesù dire marciate, non avranno paura di eseguire il comandamento del Signore, perché colui che abita in noi, colui che opera in noi è molto più grande. Colui che sta facendo in questa chiesa è molto più grande. E forse tu non capirai oggi, ma un giorno tu capirai questa parola. Un giorno tu capirai quello che Dio sta dicendo. Un giorno tu capirai le transizioni che noi stiamo vivendo. Un giorno tu capirai perché è successo certe cose. Ma riposa nel Signore, abbi dipendenza del Signore, che il Signore provvederà, il Signore farà, il Signore aggiusterà tutto, il Signore metterà, il Signore non lascerà che la sua parola venga a mancare, perché Lui è fedele. Il Signore non lascerà che la sua parola venga a mancare. Comincia a falar, Dio, io dichiaro, Signore, io dichiaro 52 giorni della mia vita, non saranno facili, vi dico. Se tu oggi hai coraggio di cominciare a profetizzare questi 52 giorni di trasformazione, di ristrutturazione, tu puoi farlo. Non saranno facili, ci vuole coraggio, ma esiste un Dio che compirà ogni promessa che Lui darà a voi. Esiste un Dio che farà e sosterrà la sua parola. Dio non ci vergogna il suo popolo. E oggi noi siamo qui. Noi siamo gioiosi. Eu dicevo a Enrico, non vedo l'ora che passino 4, 5, 6 anni. Perché? Perché eu so che quanto più il tempo passa, più l'opera di Dio viene migliorata, più noi guadagniamo esperienza in Dio, più Dio invia risorse, più Dio invia persone. E tu sei una persona che Dio è arrivato per questo tempo. Esistono persone che sono arrivate per guarire i nostri cuori. Esistono persone che sono arrivate per trasformare il nostro cuore, il nostro carattere. Esistono persone che hanno versato sulla nostra vita un amore così grande che noi ci sentiamo così abbracciati da Dio. Esistono persone che Dio è arrivato con una potenza e con un bagaglio così grande dal Brasile che noi sapevamo che è il tempo specifico questo tempo. Esistono persone che Dio ha inviato per fare qualcosa di straordinario in questo tempo. E io ringrazio Dio perché voi non capite, ma tramite tante persone, Dio ti sta guarendo il nostro cuore, Dio vi sta usando per guarire il nostro cuore, per abbracciarti nei momenti difficili, per prendere la nostra mano e camminare insieme a noi.
perché ci vuole qualcuno che ascolti la voce. Se Dio ti ha alzato in questo tempo, ma nessuno ascolta, nessuno dà ascolto a quello che Dio ti sta dicendo. Immagina Mosè diceva, Dio dice al popolo di marciare e nessuno marciava. Io no, cioè, vai tu prima. Ma Mosè è andato, il popolo è andato. Oggi avevamo visto, vero Mosè? Quell'immagine. Che coraggio che è stato marciare e ascoltare colui che Dio aveva alzato in questo tempo. Io ringrazio Dio perché Dio ha messo vicino a noi persone che ogni giorno aumentano la nostra fede e guariscono il nostro cuore. Amen. Possiamo alzarci in piedi. Noi crediamo in un Dio che in questi anni ha fatto qualcosa di impossibile, che in questi anni ha già fatto infinitamente di più di quello che abbiamo domandato, di quello che abbiamo pensato. Ma questo stesso Dio è un Dio che nei prossimi anni può fare ancora infinitamente di più di quello che già abbiamo vissuto fino ad oggi. Che noi possiamo prendere questa promessa, che Dio può fare infinitamente di più nella vita di ognuno di noi, quando noi mettiamo la potenza che abita in noi nelle sue mani. Che noi possiamo continuare a seminare come Dio vuole, affinché attraverso la nostra semente Dio possa fare infinitamente di più. Amen. Voglio fare una preghiera in questo momento, perché ognuno di noi possa ricevere da Dio il coraggio, la forza, l'audacia di avere questa fede nell'infinitamente più. Io credo che Dio voglia fare ancora cose grandiose nella vita di ognuno di noi. Se tu credi questo, in questo momento prega il Signore e rivolgiti molto semplicemente così: Dio, tutto quello che io adesso ti chiedo non è nulla in confronto a tutto questo, in confronto a tutto quello che tu puoi fare nella mia vita. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi ti diamo ogni gloria in questo momento, sapendo, Signore, che tutto quanto ciò che noi siamo, che tutto quanto ciò che noi abbiamo, e sapendo che il motivo per cui noi siamo qua sei solo e esclusivamente tu. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere in questi anni, e ti ringraziamo già, Signore, per l'infinitamente più che ancora tu vuoi farci vivere da oggi in futuro, nei secoli dei secoli. Signore, non abbiamo parole per chiederti qualcosa, non abbiamo pensieri per domandarti qualcosa, perché tu puoi fare molto di più di quello che noi potremo intendere o volere. Nel nome di Gesù, Signore, per questo io ti chiedo che la tua mano sia su questa chiesa come lo è stata fino ad oggi, e che tu possa compiere l'infinitamente più della vita di ognuno di noi. Per questo io ti prego e ti glorifico nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo questa canzone di gratitudine al nostro Dio. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che
passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, Dio, mai una fine avrà. Nelle mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, oh anima mia, non devi temere più che ti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzatilo da Dio, oh anima mia, non devi temere più che ti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzatilo da Dio, oh anima mia, non devi temere più che ti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzatilo da Dio, oh anima mia, non devi temere più che ti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzatilo da Dio, oh anima mia, non devi temere più che ti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzatilo da Dio, alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, Mettiamo ancora un'anima mia. oh anima mia, Dichiara questo alla tua anima. devi temere Non devi temere. che ti Stai saprà tranquilla. che vive un leone Dio ha messo la forza dentro di te. all'interno. Dio ha messo la forza dentro di te. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprà Che vive un leone all'interno di te. Alzati, dichiara più forte. oh anima mia, non devi temere più, tanto saprà Vive. che vive un leone
Possiamo accendere le luci. So che pensate che il culto sia finito, ma non è così. Non è così, mancano ancora tantissime cose da fare prima della fine di questa serata, e ciò che sta per arrivare è qualcosa che ho tanto nel cuore. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti. Sono abbastanza emozionato. Allora, è successo più o meno 2 anni e mezzo fa che Dio ha cominciato a parlarmi. Ha cominciato a parlarmi in un modo nuovo e forte riguardo a una visione che Lui aveva per la sua Chiesa. E sapete, quando c'è un qualcosa che mi piace, io mi butto a fare quella cosa, ci penso sempre perché sono razionale, ma poi vado e mi immergo in questa cosa qua. L'Andrea ha parlato prima di grandi novità che ci saranno oggi. Finché mi parlava della risposta che Dio gli aveva dato, già ero molto animato, anche se quando io sono animato sembra quasi che sono a un funerale, però ho detto sono animato. Ma quando Dio mi ha dato questa visione, dicembre del 2022, 21 forse, è stato un qualcosa sul quale ho voluto pregare. Ho pregato per 1 anno e mezzo e ho studiato, mi sono informato, e era qualcosa di molto forte, no? E dopodiché abbiamo iniziato a proporre questa visione alla Chiesa. La visione è quella dei culti in casa, dei nostri adorarti in casa. E come alcuni di voi sanno, che hanno già partecipato, no? Per più o meno 1 anno di tempo io mi spostavo di settimana in settimana nelle varie zone di Verona per fare un in casa in quella zona. E questo era un modo per essere ancora di più Chiesa, per vivere ancora di più l'essere uni in Cristo. Siccome tante persone abitano in tanti luoghi diversi, era un modo per poter raggiungere persone che abitavano lontane, era un modo per vivere quella visione apostolica che gli apostoli e i primi discepoli vivevano. In Atti al capitolo 2 c'è scritto che tutti i discepoli andavano insieme al Tempio, ma non solo facevano quello, insieme si ritrovavano anche di casa in casa per lodare Dio, spezzare il pane insieme, fare dei culti in casa. E questa visione che Dio mi aveva dato non prevedeva ovviamente che io andassi ogni settimana di una zona all'altra, ma prevedeva che ogni settimana, che ogni periodo, in ogni zona di Verona, ogni persona si potesse riunire con i propri fratelli nelle case per vivere questo in casa, per vivere questa comunione anche al di fuori della Chiesa. E a partire da oggi ufficialmente questa visione comincia a prendere vita nella nostra Chiesa. Come ho detto, è qualcosa che mi emoziona tanto, perché il modo in cui Dio mi aveva parlato 2 anni fa è qualcosa che mi ricordo fino a oggi, e per me è una grande gioia presentare oggi a tutta la Chiesa i nostri primi leader di in casa. Però voglio prima di questo fare una piccola precisazione. Abbiamo letto un versetto prima, abbiamo predicato su un versetto, Efesini 3:20, che dice: ora colui che può fare infinitamente, sono emozionato, sono anche dislessico, però vabbè, infinitamente di più di ciò che noi domandiamo o pensiamo, mediante la potenza che opera in noi. Quanti vogliono vedere più dell'infinitamente di Dio? Allora, se noi vogliamo vedere più di questo, dobbiamo metterci in testa una cosa: noi dobbiamo fare molto di più. Noi dobbiamo esprimere molto di più la potenza che opera in noi. Noi dobbiamo essere molto di più responsabili dello Spirito Santo che vive dentro di noi. Questa visione di in casa non è una visione che si ferma ai leader che prenderanno cura delle varie zone di Verona.
questa visione è una visione che mette in moto tutta la Chiesa di Cristo. Ognuno di noi dovrà essere protagonista per mezzo dello Spirito Santo che vive dentro di lui, dell'infinitamente più che Dio vuole fare in questa Chiesa. Quanti vogliono essere partecipi di questo? Quanti vogliono prendere la responsabilità dello Spirito Santo che vive in loro e cominciare ad agire per questo? Io credo in quello che ha detto l'Andrea prima, io credo che la sedia vicino a te presto sarà riempita, ma non sarà riempita per magia. Sarà riempita perché noi useremo la potenza che vive dentro di noi e per mezzo di questa potenza Dio potrà fare l'infinitamente di più che oggi noi non possiamo fare. Amen. Io voglio allora presentare a tutta la Chiesa i nostri primi leader di zona di In Casa, a cominciare dal presbitero Giacomo e sua moglie Caterine, con l'In Casa che si chiamerà La Via. Glória a Deus. Pace a tutti. Vorrei innanzitutto condividere un versetto con voi. Trova, se la regia riesce a metterlo, in Atti capitolo 19 versetto 23. Lo leggo io intanto. Dice così: in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via. Non so quanti sanno che prima di essere chiamati evangelici o protestanti dopo la riforma protestante, o prima ancora di essere chiamati cristiani, dopo che Paolo e Barnaba in Antiochia sono stati chiamati cristiani, noi, i seguaci di Cristo, eravamo conosciuti come i seguaci della via, basandosi su ciò che il Signore Gesù disse: no, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E la Chiesa primitiva era conosciuta come la via. E così noi abbiamo scelto questo nome perché vogliamo guidare tante persone, se Dio permette, in questo percorso. E non solo indicare la strada e dire: guarda, questo qua è il percorso, vai dritto, occhio a destra, occhio a sinistra. No. Così come Dio fa con noi, vogliamo percorrere questo percorso insieme a queste persone, ossia camminare insieme a loro, accompagnarle, guidarle, prenderci cura di loro così come Dio si prende cura di noi. Amen. Amen. Il secondo In Casa che avremo si chiama Rinascere e sarà condotto dal nostro diacono Paolo insieme a sua moglie Geula. Pace a tutti. Oggi provo a parlare in italiano, scusa, chiedo scusa in anticipo. Vado a leggere un versetto in 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Abbiamo scelto questo nome perché crediamo e aspettiamo che tante persone possano conoscere a Dio attraverso di questo progetto che Dio ha messo nel cuore di nostro pastore. E sono davvero felice per questo progetto. E aspettiamo anche che Dio faccia rinascere tante persone. Quando il pastore è venuto da noi per parlare di questo progetto, confesso che ho avuto un po' di paura,
Però ho risposto al pastore che io avevo parlato con Dio di essere disponibili, e non importa per che cosa sia. Così anche con paura vado a essere disponibile. Pace a tutti, sono troppo felice per questo progetto di Dio che tem fatto in mezzo a noi. Credo che Dio farà cose grandi. Sono qua, pronto. Andiamo avanti, che Dio terá grandi cose per tutti quanti. Amen. Amen. La prossima zona di In Casa non poteva chiamarsi diversamente, casa di adorazione. Il nostro fratello Wellington insieme a sua moglie Renata. Amen, grazie a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare Dio per l'opportunità di fare la sua opera, perché non siamo noi che scegliamo di fare l'opera di Dio, è Dio che sceglie a noi di fare la sua opera. E voglio ringraziare il pastore per la fiducia. Ringrazio tantissimo. Io tanti mesi fa pregavo a Dio e chiedevo a Dio, io voglio fare qualcosa di diverso per te. Lo so che l'opera di Dio non si risume soltanto dentro, su 4 muri, dentro la chiesa. E lì ho pregato a Dio, voglio fare qualcosa di diverso, qualcosa fuori dalla chiesa. Voglio fare qualcosa. Sono deciso di volere fare qualcosa di diverso. Pregando a Dio, e tanti mesi dopo il pastore mi chiama con questo progetto. Ho un progetto per l'opera di Dio, parlando di culti in casa, di leader in culti in casa. Ho detto, Signore, ti ho chiesto tante cose, fare opere, ma culti in casa non ce la faccio, non ho idea come si fa. Culti in casa no, Signore. Però mi sono ricordato dopo che tante volte dentro chiesa, su tante predicazioni, i predicatori dicevano: i campi sono già bianchi, la raccolta è già pronta, però manca i lavoratori, manca gente per raccogliere, manca gente per andare a lavorare, manca gente per fare l'opera di Dio. La verità è che io sono stanco di sentire queste parole. Ho detto, Signore, per me basta di sentire queste parole che i campi sono già bianchi e mancano i lavoratori. Fino a quando devo sentire queste parole? E io sono qua, è comodo essere qua. È comodo essere qua senza fare niente, venire a chiesa fine settimana, adorare Dio e basta. Però ho capito che non è così. Noi siamo chiamati da Dio per fare la sua opera e noi dobbiamo fare l'opera di Dio. La città di Verona ci aspetta, l'Italia ci aspetta, l'Europa ci aspetta. Il mondo sta cambiando e non possiamo essere qui fermi. Questa parola è per me, ma questa parola è anche per voi. Amen? Vuoi raggiungere qualcosa? Amen. Amen. Amen, grazie pastore. Amen. La prossima zona dei nostri In Casa avrà come leader, come responsabile la nostra sorella Goya, e si chiamerà Shalom. Wow. A pace a tutti. Dove comincio? Allora, questo progetto
che padre spirituale mi avevano detto, mi ha scelto, però io ho detto faccio come discepoli, perché quando vieni chiamata e puoi anche lasciare la casa, ti vai, l'opera di Dio bisogna seguirla. Se hai fede bisogna seguirla, trova il risultato. Ho scelto il nome di Shalom perché è pace, quando hai pace hai tutto. Quindi Shalom è pace che rimane, che non va, perché uno può dire pace e poi pace va, ma questo pace rimane, e chi vive in Cristo c'è il pace. Quindi io ho scelto questo nome dal momento che mi sono entrata qua leggendo i Bibbie, le ho trovato il pace, quindi serve anche per tutto, come il nostro fratello ha detto, Shalom è pace per tutti, chi ha il pace ha la vita. E questo orologio, come il pastore ha detto, orologio è per nazione, che pace deve essere per tutte le nazioni, non solo qua e dove siamo, a dare pace a tutto, perché uno quando gli manca pace manca la vita, ma quando siamo noi che dobbiamo trasportare il pace al mondo, alla strada, alle vie di Verona, a fare vedere in casa. Io ringrazio a Dio in questa chiesa, ringrazio pastor. Grazie a questa chiesa che mi ha sciolto, quindi grazie. Dio continua sempre a crescere. Sarete un profeta di nazioni, e noi seguiamo in nome di Gesù. Grazie. Abbiamo ancora una zona con i suoi leader, per questo voglio invitare qua per l'Incasa Ponte della Gioia il nostro fratello Anderson e la nostra sorella Grace. Pace a tutti, provo io anche in italiano. Siamo veramente contenti per questo tempo nuovo nella nostra Chiesa. Siamo pronti? No, ma noi crediamo nella potenza di Dio, nell'aiuto di Dio per portare nuovi fratelli, le sorelle a conoscere il nostro Dio, perché Dio è la nostra potenza e noi crediamo in miracoli, crediamo in quella ponte, che noi siamo ponte da portare nuove persone a Dio, ponti di nuovo rapporto. È questo che noi crediamo, con gioia, con difficoltà ogni volta che noi abbiamo, sì, ma crediamo sempre in Dio, che Dio fa sempre le cose nuove per noi. Amen. Pace a tutti. Provo anch'io a parlare in italiano, vediamo se non parlo ibrido. Un po' portoghese, un po' italiano. È una sfida per me questo. Ma parlare un poco di nome, Ponte della Gioia. Questo è un versetto, Giovanni 14,16. Già aveva detto, disse-lhe Jesus, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è questa ponte. Gesù è nostra ponte e è l'unico cammino. Dopo il mio lavoro, quando Grace mi ha detto questa cosa, questo nome, e stava facendo una preghiera per questo nome, quale nome possiamo fare che sia giusto, e Dio ha cominciato a parlare con me. Mi ha parlato che la ponte
prima è il punto che si collega un lato all'altro. È una struttura, deve essere più forte, deve essere ben costruita. Non so se è giusto. Deve ter un alicerce più bello, se no si cade. Deve sopportare tutti i pesi, anche quello sopra, il peso in sopra, quello che è la portata. È veramente una opera più grande, una ponte. E Dio ha parlato questo con me, che possiamo essere questa ponte, possiamo essere quella persona che può portare l'altra, che possiamo sopportare, che possiamo avere una base più forte, e penso che abbiamo questa base più forte attraverso i nostri pastores che stanno facendo questo, che ha fiducia di noi per fare questo, e va a fare questo supporto a tutti noi. E dopo una confermazione che un amico ha parlato che stava facendo, parlavamo quello che stava facendo in fine settimana, ha parlato che stava lavorando e ele falou, io devo andare a fare soccorso di un amico che la macchina è ferma sotto una ponte. E na ponte non si può fermare. E quello venne la luce e Dio ha parlato, guarda, se c'è una ponte non si può fermare. È il codice stradale, non si ferma nella ponte, non si può fermare. Deve sempre camminare, sempre andare avanti, sempre andare. Non si può fermare. Che possiamo essere questa persona che non si ferma, che possiamo andare sempre avanti, na direzione che Dio nos mostra e nos envia. Amém. Amen. Se venite qua in mezzo, chiedo alla Chiesa se può alzarsi in piedi per pregare per loro. Probabilmente vi siete accorti che ormai da più di un mese ci siamo fermati con i nostri in casa, proprio perché da questo periodo stiamo preparando questi leader che guideranno la Chiesa verso questa visione che Dio ha di crescita, di grandezza del suo regno su questa terra. Io credo molto nella chiamata pastorale, evangelistica di ognuno di loro. Credo che Dio li userà in un modo grandioso, ma credo anche un'altra cosa, che 5 case non bastano. Io credo che Dio abbia bisogno di molte più persone che si mettono a disposizione per fare la sua opera. E io credo che Dio innalzerà molti nuovi leader in casa in questa chiesa, perché ci saranno così tante persone che non riusciremo a contenerle solo in 5 case. Amen. Vi chiedo di alzare le vostre mani verso di loro per fare una preghiera. Quando Mosè ebbe bisogno di un aiuto, innalzò 70 persone che li potessero aiutare per guidare il popolo di Israele. E Dio gli disse di scegliere queste persone, che lui avrebbe versato il suo spirito su di loro. In questo momento queste persone sono persone che Dio sta innalzando per aiutarci a guidare questo popolo. Per questo chiediamo che lo Spirito Santo possa ungerli questa sera in un modo nuovo per poter guidare la sua Chiesa. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento come Chiesa, Signore, mettiamo davanti a Te la vita di ognuno di loro, Signore, di ogni leader in casa che sta innalzando in questa serata per quello, Signore, che Tu hai già preparato per la Tua opera, infinitamente più di quello che noi pensiamo, infinitamente di più di quello che noi possiamo chiedere. Ma Signore, io credo che attraverso ognuno di loro Tu farai meraviglie, Signore, in questa città. Come è stato detto prima, la messe è molto grande e attraverso di loro, Signore, sappiamo che inizieremo a raccogliere questa messe.
Signore, capacitali, ungili col tuo spirito, Signore, che possano essere non solo tuoi testimoni, ma che possano essere persone in grado di guidare il tuo popolo, in grado di discepolare i tuoi figli e le tue figlie, in grado di portarli sulle tue vie, che mai se ne vengano a sviare. Ti chiedo, Signore, anche attraverso questa preghiera, che tu possa toccare il cuore di ogni persona di questa chiesa, che tu possa scrivere questa visione nel cuore di ogni persona, affinché ognuno di noi possa collaborare, Signore, per la crescita del tuo regno attraverso i nostri in casa. Nel nome di Gesù, Signore, benedici la vita di ognuno di loro, che questa serata possa essere la svolta del loro ministero, la svolta in cui il tuo Spirito, con una nuova unzione, li capaciterà e preparerà per le grandi cose che tu hai già preparato per loro. Nel nome di Gesù, Signore, la tua Chiesa ti prega. Prendi, Signore, questi tuoi figli tra le tue mani e aiutali, Signore, a guidare il tuo popolo. Nel nome di Gesù, noi per questo ti ringraziamo, ti chiediamo e ti adoriamo. Amen. Amen. Non posso non fare anche un ringraziamento speciale a due persone che ci stanno aiutando nella preparazione di questi nuovi leader, che ci stanno aiutando con questo progetto attraverso anche l'esperienza che Dio gli ha dato nei loro anni di ministero. Sto parlando del nostro fratello Gilson, sua moglie Vanessa, che ci stanno aiutando in un grande modo e anche attraverso e mediante la potenza che abita in loro. Dio farà grandi cose attraverso questo progetto. Amen. Voglio dare qualche avviso prima delle decime, delle offerte. Chiedo un aiuto ai ragazzi in regia per gli avvisi. Domani alle 3:30 c'è il nostro Adorarti Kids, ubbidienza è il tema, quindi tutti i genitori di bambini, tutti i genitori di pre-teens, portate i vostri figli domani alle 3:30 qua in chiesa per partecipare all'Adorarti Kids. Amen. Prossimo avviso. 26 giugno, mercoledì, notte di preghiera delle nostre donne coraggiose. Be brave! Mancano 4 giorni al nostro Fusion Camp, tutti i nostri pre-teens e giovani. Forza ragazzi, solo 4 giorni al vostro risveglio. Amen. Dopo il nostro Adorarti ci sarà anche la cucina, che saranno crepe suisso, perché mi canadesi, crepe svizzere, dolce salate, per aiutare con i soldi raccolti. Aiuteremo proprio il nostro Fusion Camp. Amen? Quindi restate qua dopo l'Adorarti a vivere questo momento di comunione. Prossimo avviso. No, non è finito. Fermi tutti, anche gli orologi. Prossimo avviso lo dico io senza il banner, peccato perché era un banner bellissimo, non so dove era Caterina, ma era un banner bellissimo. Ma il prossimo avviso, come abbiamo anche già detto nella predica, inizia le iscrizioni al discepolato per i nostri prossimi battesimi che saranno a fine estate. Quindi tutte le persone che vogliono battezzarsi, che vengono a parlare con me, con la pastora Andrea, per lasciare il loro nome, per poi, quando abbiamo tutti i nomi, inizieremo il discepolato. Anche chi semplicemente vuole
capire un po' di più che cos'è il battesimo, anche se oggi non ha intenzione di battezzarsi, può lasciare il suo nome, può seguire le lezioni del discepolato. Sono 4 lezioni che facciamo, le facciamo online, sono gratuite, non preoccupatevi di questo, e dopodiché vedrete se battezzarvi oppure no. Ma intanto lasciate il nome con me o con la pastora Andrea per i prossimi battesimi. Amen? Penso che adesso siano finiti gli avvisi. Per questo motivo vi invito a alzarvi in piedi, facciamo il nostro momento delle decime, delle offerte. So che siamo già avanti con l'orario, per questo vi dico, mettete la mano nel portafoglio, prendete quello che vi viene senza pensarci, perché siamo già avanti con l'orario, buttate tutto dentro. Sto scherzando, però l'Andrea ha detto una cosa interessante prima, no? Che il mese di luglio è un mese profetico per la nostra Chiesa in quanto a costruzioni. Nei mesi di luglio abbiamo veramente fatto le cose più impensabili all'interno della nostra Chiesa. Il pavimento, il tetto l'anno scorso, qualche anno fa siamo riusciti a pitturare tutti i muri, e tutto questo grazie alle decime, le offerte, le primizie di ognuno di noi. Che anche questo mese di luglio abbiamo tanti progetti da fare, ne parleremo di questi progetti. Uno dei primi progetti è comprare una tettoia per la parte davanti della chiesa, perché quella porta fa entrare tantissimo caldo in chiesa, quindi vogliamo comprare al più presto una tettoia per la parte davanti, ma abbiamo progetti ancora più grandi e ancora più belli che vi diremo nelle prossime settimane. Sappiamo che per fare tutto questo sono necessarie le nostre decime, le nostre offerte, quindi non sentirti obbligato, questo mai, ma se nel tuo cuore c'è gioia di aiutare l'opera di Dio, in questo momento sei benvenuto a portare la tua offerta. Per chi vuole ci sarà la missionaria Catela dietro col post, tu che vuoi fare la tua offerta con la carta, col bancomat, in questi modi qua. Preghiamo perché Dio possa consacrare a sé le nostre offerte. Padre, nel nome di Gesù in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, Signore, le nostre primizie, e io ti prego, Signore, che tu possa consacrarle a te come un profumo soave, a te gradito, Signore, che questa possa essere una forma di adorazione che oggi noi portiamo con gioia al tuo altare, che niente, Signore, che non viene dal nostro cuore possa essere portato oggi, ma tutto ciò che noi abbiamo gioia di portare alla tua casa per il miglioramento e l'avanzamento della tua opera, che quello oggi noi possiamo portare e che tu possa riceverlo come la nostra migliore adorazione. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Questa canzone è nuova, siamo uno. Per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo popolo, un solo cuore, Desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Potete accendere la luce. Siamo il tuo popolo, certi per brillare la tua luce. Finché non cantiamo, esci dal tuo posto, vai a abbracciare il tuo fratello. Esci
forse vai dar un abbraccio, forse tu non hai mai salutato la fiamma della tua passione. Muoviti in mezzo alla chiesa. Un solo popolo, un solo cuore, col desiderio di servirti. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo in te. Cantate questo. Noi siamo In te. Noi siamo il tuo popolo. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Noi siamo uno. In te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Siamo. Dichiari questo. In te. Noi Siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo. Eccoci qui. Noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Tu riesci a cantare questo da solo? Noi siamo il tuo popolo, eccoci, noi siamo noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te. Noi siamo il tuo popolo, ecco dov'è il popolo di Dio. In te. Voglio sentire il popolo di Dio. Siamo
prima di terminare, chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, vieni avanti Fernandez. Tutti quelli che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana, se vogliono salire qua, onoriamo la vostra vita, facciamo una preghiera per voi in questo momento. Il nostro fratello Luciano, la nostra sorella Daisy hanno fatto oggi 1 anno di Italia, complimenti anche per questo anniversario. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Stiamo per terminare, ci alziamo in piedi per pregare per il nostro fratellone Fabio, che oggi ha compiuto la mia età, no, non oggi, in settimana ha compiuto la mia età, pensate, sembra che abbiamo la stessa età, no? Amen. Preghiamo insieme, Padre, ti ringraziamo Signore per la vita del nostro fratello Fabio, io ti chiedo che in questo nuovo anno tu possa riempire, Signore, la tua vita con l'infinitamente più che tu hai già pensato e immaginato per lui. Che, Signore, la tua pace, che il tuo amore, Signore, che la tua bontà siano con lui ogni giorno di questo nuovo anno. Che lui e la sua famiglia possano vivere tempi preziosi, Signore, alla tua presenza e sotto la tua mano. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Allora che questa stessa benedizione che abbiamo chiesto sulla vita di Fabio possa essere su tutti quanti noi, sulle nostre case, che questa possa essere una settimana piena della presenza di Dio nelle nostre vite. E se facciamo così con le nostre mani possiamo chiedere che l'amore del Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.